Fratelli e sorelle, prima di porci a riflettere su questa parola di Dio che abbiamo ascoltato, permettetemi di dire una parola di ringraziamento a Padre Flaviano per non solo l'invito che mi ha rivolto ad essere qui presente insieme a voi, ma anche per le parole con le quali lo ha accompagnato. Mi unisco al suo ringraziamento per tutte le autorità che sono presenti, quelle civili, quelle militari, in modo tale da esprimere al meglio quella collaborazione costante che la comunità cristiana che vive nel mondo è chiamata a dare, perché con le parole di Papa Francesco si possa costruire una città abitabile, una città dove tutti si sentono a casa propria. Siamo qui raccolti per cogliere il messaggio che ancora una volta proviene a noi dalla figura di un semplice frate, Padre Leopoldo. Abbiamo ascoltato, fratelli miei, la parola di Dio, la prima, la seconda, la terza lettura. Sono brani di una intensità profonda che difficilmente si possono spiegare in 10 minuti. Ma credo che focalizzando il nostro sguardo su Padre Leopoldo riusciamo a cogliere quanto ci è stato oggi manifestato. Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'Evangelista Giovanni dirci una espressione sintomatica. Fratelli miei, dice, nessuno ha mai visto Dio. Ed è vero, nessuno di noi ha visto Dio. Anzi, l'Evangelista aggiunge, e se qualcheduno dicesse di averlo visto è un bugiardo. Dio non si vede. Dio non si vede in ciò che Lui è realmente, nella sua essenza più profonda. Siamo chiamati a vederlo. La nostra preghiera diventa costantemente: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. C'è un desiderio nel profondo di ognuno di noi di volere vedere Dio. Lo troviamo scritto anche nell'Antico Testamento, era il desiderio soprattutto di Mosè. Ci viene detto da parte dell'autore sacro che Mosè parlava con Dio faccia a faccia, come un amico parla con un amico. E nonostante questo, in Mosè sorgeva il desiderio: mostrami il tuo volto. E quando Dio decide di mostrare il suo volto, Mosè poté vedere soltanto le spalle di Dio. E commenta l'autore sacro: perché nessuno può vedere il mio volto e restare in vita. Abbiamo visto il volto di Dio che si è manifestato nel volto di Gesù di Nazaret, suo figlio, il figlio di Dio. Ma nessuno di noi ha avuto la gioia di poter vedere il volto di Gesù. Per quanto l'arte, i poeti, gli artisti possano esprimere il più possibile la forza creatrice che posseggono, il volto di Gesù noi non lo conosciamo. Non è neanche l'interesse degli evangelisti doverci dire i tratti caratteristici della persona di Gesù. Non sappiamo il colore degli occhi, non sappiamo la sua fisionomia, non ne sappiamo neanche l'altezza, non conosciamo nulla. Però conosciamo il messaggio, conosciamo la sua parola, conosciamo i segni che lui ha compiuto. Siamo dunque destinati, fratelli miei, a non conoscere il volto di Dio? Penso proprio di no. Il volto di Dio si trasmette, si rende visibile là dove ci sono persone che si amano. Questo è quanto
l'Evangelista Giovanni ci dice in questa prima lettura che abbiamo ascoltato. Padre Leopoldo è diventato un segno della presenza di Dio nella nostra vita. È stato per i suoi contemporanei un'espressione vivente mediante il quale si poteva vedere il volto di Dio, l'agire di Dio nei loro confronti. E il fatto che noi accorriamo ancora qui oggi, numerosi pellegrini, per poter chiedere a Lui l'intercessione, l'aiuto, non fa altro che confermare ancora una volta questa esigenza profonda. Il desiderio di vedere e la possibilità di toccare con mano quel volto misericordioso di Dio. Padre Leopoldo è stato in mezzo a noi, in mezzo a questo popolo, il volto del Dio che perdonava. Perché vedete, fratelli miei, che cos'è l'amore? Questa parola oggi tanto utilizzata quanto banalizzata. Che cos'è l'amore se non la capacità di arrivare fino al perdono? Chi non perdona, chi non è capace di perdono, dubito che sia capace di un amore vero. Perché solo chi ama veramente in profondità arriva al perdono, non in maniera automatica, non in maniera immediata. Forse ci sarà bisogno di un lungo percorso, perché ognuno deve giocare con il proprio limite, con la propria contraddittorietà, con la propria personalità. Ma la vera sfida che ci viene data è proprio qui. Se sei capace di amare, allora sei chiamato anche al perdono. Se in te rimane sempre l'astio, il desiderio di vendetta, il rancore, dubito che tu sia capace di un amore vero. Padre Leopoldo allora ci richiama proprio a questa dimensione. Questo semplice frate che qui vediamo per tutta la vita raccolto in 2 metri per 3 del suo confessionale. Qui insegnava come Dio ama, giungendo fino al perdono. Per lui non c'era nessun limite che non potesse essere perdonato. La misericordia non aveva limiti e si faceva carico del peccato degli altri, delle difficoltà degli altri. Qualche testimone racconta che quando parlava a padre Leopoldo ed esponeva le sue difficoltà, padre Leopoldo rispondeva: non ti preoccupare, metti tutto sulle mie spalle. E questo, vedete, ci consente di cogliere l'insegnamento che ci viene dalla seconda lettura. Questa bella pagina della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani, ai primi cristiani di Corinto. Lasciatevi riconciliare con Dio, perché sappiate bene questo, che uno è morto per tutti. Il Figlio di Dio ha preso su di sé la colpa e il peccato dell'umanità e l'ha inchiodato sulla croce. Quella morte dell'innocente, del Figlio di Dio sulla croce, è il segno della salvezza e della riconciliazione che è stata offerta a ciascuno di noi. Nessun peccato non può essere perdonato. Ogni peccato, ogni peccatore che vuole autenticamente la conversione, che sente nel più profondo il rincrescimento per quello che ha fatto, trova il perdono e la misericordia di Dio. Ma abbiamo bisogno di qualcheduno che si faccia carico di questo. Padre Leopoldo è stato autenticamente una persona che ha amato perché ha preso su di sé
la colpa degli altri. Vedete, questo stride completamente con quello che tante volte accade nella nostra vita personale. C'è la prima pagina della Bibbia, della Genesi. Ricordate quando Dio chiede ad Adamo: Adamo, che cosa hai fatto? Quando Adamo ha disobbedito, ha mangiato del frutto proibito e Dio gli chiede conto della disobbedienza. Che cosa fa Adamo? La colpa è di Eva, è stata lei. Eva che cosa fa? La colpa è del serpente. Vedete, c'è una ricerca a dare la colpa agli altri. Mai nessuno in questo racconto ama, perché nessuno è in grado di accogliere su di sé la colpa dell'altro. Quante volte ci scontriamo con questa dimensione? Il non voler essere sinceri con noi stessi e assumerci la responsabilità di quello che è il nostro agire, con le conseguenze che questo comporta. Oggi noi scopriamo che siamo invece chiamati a quell'amore autentico, profondo, che mentre perdona si fa carico del problema del fratello, condivide la sorte del fratello. Non è un estraneo quello che incontri, è tuo fratello, è tua sorella. Con te condivide la vita nuova della rinascita in Cristo Gesù. Padre Leopoldo, lo sappiamo, segno della riconciliazione. Quella riconciliazione, fratelli miei, che non è una nostra conquista in primo luogo, ma è frutto della grazia di Dio, dell'incontro di Dio verso ciascuno di noi. Più il suo volto diventa chiaro e genuino nella nostra vita, perché si incontra con il volto di fratelli nel bisogno, nella necessità, e più scopriamo realmente chi siamo. Più scopriamo quanta profondità abbiamo dentro di noi da dover condividere con il mondo intero. Ecco allora che il richiamo al buon pastore che abbiamo ascoltato diventa per ciascuno di noi un richiamo forte a non abbandonarci alla tristezza, a non abbandonarci al nostro limite e neanche ad abbandonarci a quello che può essere una forma di rassegnazione al nostro peccato. I peccati, purtroppo, sono sempre gli stessi. Siamo quasi monotoni nel nostro peccare. Sembra che non siamo neanche originali nel peccato. Ma ogni volta, fratelli miei, che ci accostiamo a quel buon pastore, l'esperienza del suo perdono è unica, è sempre originale, è sempre per una persona, per ciascuno di noi che riscopre profondamente se stesso e la sua relazione con Dio. Ecco, Padre Leopoldo oggi ci insegna ancora una volta ad avere fiducia in Dio, ad affidare tutta la nostra vita nelle mani di suo Figlio Gesù Cristo, Lui che ha dato la vita per noi. Restiamo ora qualche istante in silenzio. Questa parola di Dio che ci è stata rivolta continui a provocare la nostra mente a riflettere e apra il nostro cuore alla preghiera. E preghiamo con quelle parole con le quali abbiamo iniziato questa Santa Eucaristia, perché tu, Signore, che hai dato a Padre Leopoldo la gioia e la grazia di poter sentire il desiderio di una unità profonda fra tutti i credenti, possa per sua intercessione dare a ciascuno di noi la riscoperta di quella unità profonda con noi stessi e da qui con il mondo intero. E così sia.